Se sei risparmiatore Banche Venete c'è una grossa novità per te. Se hai aderito al FIR, quel fondo da 1,5 miliardi che ha garantito il 30% prima e oggi siamo arrivati a un 40%, c'è una nuova iniziativa che la nostra associazione, questa, ha messo in moto per tutti noi risparmiatori. Vi ricordate quando il FIR si diceva doveva distribuire solo il 30% e noi dicevamo no, che poteva distribuire molto di più? Infatti oggi siamo arrivati a un 40%. E come abbiamo fatto? Perché qualche mese fa, 6 mesi fa, abbiamo fatto un'iniziativa di sensibilizzazione al MEF e il MEF ci ha distribuito altri soldi fino ad arrivare oggi a un 40%. Ci sono però altri 200 milioni di residuo ed è possibile oggi con una nuova iniziativa che trovate nel link sotto aderire per poter chiedere la ridistribuzione degli ulteriori 200 milioni, 200 e rotti milioni. Mi raccomando, è importante, aderite perché solo con il numero si può riuscire a fare sensibilizzazione verso le istituzioni. Vero Mario che abbiamo già fatto qualcosa del genere? Sì, assolutamente, hanno già aderito circa 500 persone e abbiamo già ulteriori adesioni per qualche altra centinaio di persone. Non so se vi ricordate l'anno scorso, con più di 1000 messe in mora, siamo riusciti a portare a casa questo ulteriore 10% e quest'anno esistono altri 200 milioni in questo fondo indennizzo risparmiatori non ancora redistribuiti che possono essere portati a casa. Mi raccomando, se sei risparmiatore, ex risparmiatore Banche Venete, aderisci a questa messa in mora. Se non sei risparmiatore Banche Venete, spargi la voce, perché sì, condividi assolutamente perché qualche risparmiatore possa aderire, perché se qualche soldo in più va nelle tasche degli ex risparmiatori Banche Venete, in realtà si arricchisce il territorio e porti a casa soldi anche tu. Mi raccomando, il link lo trovi qui sotto e condividete. Grazie mille. Grazie.